Si è avvalso della facoltà di non rispondere Omar Edgar, di 24 anni, accusato del duplice omicidio avvenuto lo scorso giovedì a Naro. E bufera tra la Protezione Civile Nazionale, diretta dal ministro Musumeci ed ex governatore, ora ministro, e la regione siciliana. Negati i fondi per lo stato di emergenza per gli incendi della scorsa estate. In merito interviene l'assessore regionale Roberto Di Mauro. L'onorevole Ida Carmina, su Agrigento capitale della cultura, a meno di un anno si rischia di sprecare un'occasione unica per misere guerre di bottega. Tradizionale minestra di San Giuseppe a Favara che ha accolto i Re Magi. Allerta gialla in Sicilia, il maltempo continua a flagellare le nostre coste e non solo. Forti raffiche di vento in tutta l'isola, grandine domenica in città. Il fenomeno erosivo che colpisce la spiaggia di Reclea Minoa non è terminato. In un video di Mare Amico l'attuale situazione del litorale agrigentino. E crisi in Sicilia per la distribuzione idrica, 16 milioni di metri cubi di acqua in meno rispetto all'anno scorso, razionamento in diverse province, tra cui quella di Agrigento. Pareggio dell'Akragas nel derby contro il Licata, il Pro Favara vince contro il Leggeraci. Buongiorno, benvenuti con il nostro appuntamento odierno di TV Notizie. E si è avvalso nuovamente della facoltà di non rispondere Omar Edgar Nedkov, 24 anni, accusato del duplice omicidio avvenuto giovedì scorso a Naro e di vilipendio di cadavere. Il servizio. Proseguono le indagini sul duplice omicidio avvenuto poco prima dell'alba di giovedì nel centro di Naro. Oggi nel piccolo centro dell'Agrigentino sono arrivati gli specialisti dei Vigili del Fuoco per effettuare un sopralluogo nella casa di Maria Russi, 54 anni, la donna trovata carbonizzata all'interno del suo appartamento in Vicolo Avenia. Il reparto dei Vigili del Fuoco eseguirà accertamenti tecnici per stabilire la causa dell'incendio divampato nell'abitazione. Mercoledì prossimo invece dovrebbe essere la volta dei carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Messina, il RIS. Gli specialisti dei carabinieri svolgeranno attività tecnico-scientifica sui luoghi teatro del massacro in cui hanno perso la vita Maria Russi di 54 anni e Delia Zarnisco di 58. Il RIS dei carabinieri eseguiranno i dovuti rilievi in Vicolo Avenia e in via Vinci, dove ci sono le abitazioni delle due vittime. Oggi l'udienza di convalida del fermo Omar Edgar Nedelkov, di 24 anni, accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. L'indagato è difeso dall'avvocato Diego Giarratana. È comparso davanti al giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Agrigento Jacopo Manzullo. Si è avvalso nuovamente della facoltà di non rispondere Omar Edgar, di 24 anni, accusato del duplice omicidio avvenuto giovedì scorso. L'udienza si è svolta nel carcere di Gela, dove il 24enne è attualmente detenuto. Nedklov, così come aveva fatto lo scorso 6 gennaio, quando venne fermato dai carabinieri, ha scelto la via del silenzio. Il GIP Jacopo Manzullo si dovrà ora pronunciare sulla convalida del provvedimento e sulle misure cautelari da applicare. Per gli inquirenti che gli contestano i reati di duplice omicidio e vilipendio di cadavere, Nedelkov sarebbe l'autore dei delitti di Maria Russi e Delia Zarnisco di 58 anni. La prima vittima è stata rinvenuta carbonizzata all'interno del soggiorno della sua abitazione in Vicolo Avenia, la seconda invece in un lago di sangue in un altro appartamento a meno di 200 metri di distanza. L'indagato, già a margine del primo interrogatorio, si è dichiarato estraneo agli addebiti mossi nei suoi confronti da parte della magistratura. Stato di emergenza per incendi, interviene l'onorevole Di Mauro, documentazione di oltre 500 pagine redatta da Salvatore Cocina inadeguata. Sullo stato d'emergenza relativamente agli incendi interviene l'assessore regionale Roberto Di Mauro, affermando come la documentazione di oltre 500 pagine redatta da Salvatore Cocina, una risposta negativa arrivata con 7 mesi di ritardo rispetto alla domanda,
Una domanda peraltro assolutamente documentata da un'ampia relazione di 500 pagine redatta in modo certosino dal dirigente della Protezione Civile, l'ingegnere Salvatore Cocina, e quanto ha dichiarato il coordinatore regionale assessore all'energia Di Mauro in merito alla decisione del Ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci di non riconoscere lo stato d'emergenza per gli incendi che hanno colpito la Sicilia lo scorso luglio, che ha provocato 6 vittime e ingenti danni, tra cui la devastazione di 2 parchi archeologici, un diniego motivato dal ministro Musumeci da una mancata documentazione. Impensabile, continua l'assessore Di Mauro, non valutare gli eventi tali da giustificare una misura d'emergenza, se è vero che oltre alle vittime, oltre alla devastazione dei parchi archeologici, ci sono moltissime persone che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli incendi. Peraltro, conclude l'assessore Di Mauro, c'è un precedente che risale al periodo in cui lo stesso ministro Musumeci era governatore. In quel caso, dinanzi a un diniego della Protezione Civile, fu lo stesso Presidente del Consiglio Draghi a spingere per sbloccare i fondi destinati alla Sicilia. Ho convocato per mercoledì a Roma i direttori dei dipartimenti della Protezione Civile nazionale e regionale per un riesame della pratica relativa agli incendi estivi in Sicilia, nel tentativo di trovare una possibile soluzione. Sono queste le parole del ministro per la Protezione Civile e per le politiche del mare Nello Musumeci in merito al mancato riconoscimento da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile dello stato di emergenza per gli incendi che hanno colpito la Sicilia nella scorsa estate. Un no che ha fatto infuriare il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Musumeci ha aggiunto: i 2 direttori, Fabrizio Curcio e Salvo Cocina, già da agosto si confrontano sul tema, ma senza trovare un'intesa. Mi riferiscono gli uffici romani per carenza di documentazione da parte della regione. Diverso invece il discorso sulle altre calamità. Solo nel 2023 all'isola sono state destinate da Roma risorse per circa 94 milioni di euro. Il difetto sta nella relativa norma del Codice di Protezione Civile, che va rivista assieme ad altri adeguamenti. Ci stiamo lavorando e presto la cambieremo. Così ancora Musumeci. Intanto arriva una nota dei parlamentari del PD, Anthony Barbagallo e Antonio Nicita. Già ad ottobre avevamo denunciato la discriminazione operata dal governo Meloni nei confronti della Sicilia e il mancato riconoscimento dello stato di calamità conseguente agli incendi. Con mesi di ritardo assistiamo alla confessione di Musumeci al solito intollerabile scaricabarile. La verità è che la Sicilia e i siciliani non trovano spazio nell'agenda del governo. Da luglio solo comunicati e promesse di intervento, ma nessun atto concreto. Anzi, il governo Meloni bocciava a più riprese le nostre proposte per intervenire finanziariamente. Che differenza con la solerzia giusta per ristorare i danni nelle altre regioni. Solo oggi, cioè 6 mesi dopo i roghi, Musumeci convoca un tavolo tra gli uffici di Roma e Palermo e solo oggi, ripetiamo, 6 mesi dopo i roghi, Schifani si indigna e si ricorda di essere al governo della Sicilia. C'è da sperare che, una volta svegliatosi, continuano ancora. Il governatore non si appiattisca, ubbidiente ai desiderata di Roma e del governo centrale. Intanto, da 6 mesi la Sicilia aspetta. Aspettano le aziende danneggiate, aspettano i comuni, aspettano le famiglie che hanno perso la casa, ma certo non c'è fretta, alla fine parliamo solo della Sicilia. Va giù duro anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, Antonio De Luca, e il collega, coordinatore regionale, Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, che commentano il no da parte di Roma e quindi di Musumeci e l'ennesimo schiaffo alla Sicilia da parte di un governo nazionale che, con l'inerzia complice di Schifani, sta distruggendo la Sicilia. La verità è che le vere calamità per la nostra isola non sono solo gli incendi e le alluvioni, quanto gli esecutivi che ci governano a livello regionale e nazionale stanno distruggendo la Sicilia. Questo ennesimo colpo a tradimento nei confronti della Sicilia, dicono i 2 deputati, non fa che confermare quanto realmente conta la parola di
Schifani a Roma, ossia 0. Roma colpisce a morte la Sicilia e Schifani fa finta di indignarsi, ma c'è da giurare che anche in questa occasione, fra qualche giorno, tornerà a tacere senza che nulla sia cambiato. Indigna particolarmente, conclude De Luca, il comportamento di Musumeci, che quando era presidente della regione scaricava sul governo nazionale la colpa dei suoi insuccessi e ora che è ministro la scarica sul governo regionale e segnatamente sul direttore Cocina, al quale proprio lui assegnò la responsabilità di dirigere la protezione civile regionale. L'onorevole Ida Carmina del Movimento 5 Stelle interviene su Agrigento Capitale della Cultura 2025. A meno di un anno si rischia di sprecare un'occasione unica con misere guerre di botteghe e di ritardi il servizio. L'onorevole Ida Carmina, deputato del Movimento 5 Stelle, interviene su Agrigento Capitale della Cultura 2025 esprimendo forti preoccupazioni per il ritardo e il mancato avvio della macchina organizzativa a distanza di 9 mesi dalla straordinaria vittoria, momento di speranza per la rinascita di Agrigento e della sua provincia, perché proseguendo così si corre il rischio di sprecare un'occasione unica per il nostro territorio. Ho partecipato, afferma il parlamentare di Porto Empedocle Ida Carmina, con entusiasmo il 31 marzo scorso per questo grande riconoscimento, manifestando apertamente Agrigento Capitale della Cultura 2025 con Lampedusa e gli altri comuni inclusi in questo progetto, almeno per tabulas. Un progetto che in prospettiva si palesava innovativo, di rilancio economico e turistico, di speranza per i cittadini e che però va realizzato nei modi e nei tempi giusti. Invece, a distanza di 10 mesi e ormai a meno di un anno dall'inizio dell'evento, parafrasando Fraiano, ad Agrigento la situazione organizzativa è molto grave ed è molto seria. Non possiamo, continua la parlamentare empedoclina, permetterci una figuraccia internazionale a cui rischiamo di andare incontro per via di questa incomprensibile dilatazione dei tempi con annessi ritardi. Non pare ancora essere stata individuata una guida definitiva nella macchina organizzativa, ma anche il voto del nuovo statuto della fondazione da parte degli altri soci fondatori. Non vorremmo, continua Carmina, che si fossero innescati personalismi e soliti tira e molla della politica, come se invece che un'opportunità per il territorio si tratti di una torta che non si riesce a spartire. Nulla si sa dei 44 progetti, di cui 17 internazionali, da porre in essere. Intanto il tempo passa e oggi si ha il serio rischio di fare un flop e non ce lo possiamo permettere. Le beghe politiche si sono dimostrate un freno. Da parlamentare e da già sindaco di Porto Empedocle invito pertanto tutti i soggetti interessati ad attivarsi e dare concretezza a quei progetti. Gli slogan non incantano più nessuno, si è vista la corsa di alcuni parlamentari regionali a mettere bandierine sull'arrivo di un contributo di 10 milioni di euro da parte della regione siciliana, che ora però sono stati tagliati a metà dell'importo e sono scesi a 5 milioni, sperando che queste risorse arrivino veramente. Occorre far partire senza ulteriori ritardi la macchina organizzativa. Lo statuto non è stato approvato dagli altri importanti soci fondatori come il comune di Lampedusa e l'Equa. Io non vorrei, conclude la Carmina, che il motivo fosse legato alla solita guerra di spartizione di poltrone e primizie, che altre ai ritardi sul cronoprogramma sarebbero di danno per Agrigento e gli agrigentini. Passiamo ora a Favara. La tradizionale minestra di San Giuseppe ha accolto i Re Magi nel presepe allestito nel quartiere di Vuia, Agrigento, a Favara, il servizio di Moscato. Siamo nel quartiere di Via Agrigento dove si conclude la novena di Natale con l'arrivo dei Re Magi. Ma se i Re Magi nella tradizione popolare portano oro, incenso e mirra, qui nel quartiere di Via Agrigento portano invece la minestra di San Giuseppe. È uno dei piatti più tipici di Favara, che viene proprio fatta nei momenti più importanti, quale è appunto il Natale. Un mix di pasta, di verdure, di legumi, insomma di tutto quello che il quartiere offre, perché si fa una raccolta popolare che poi viene assemblata, viene cotta e distribuita naturalmente a quanti vengono qui a far visita al presepe. Questa è la tradizione del presepe di Via Agrigento, ma parliamo con i protagonisti. È stato bellissimo, un paio di settimane di lavori per arrivare a questo punto, come state ben vedendo, e tanta partecipazione. Oggi minestrata del quartiere,
Minestra Cugliuta, noi diciamo qua a Favara. Cugliuta perché abbiamo girato il quartiere con 2 asinelli, con i bambini, perché è quello il nostro obiettivo, far vedere ai bambini che cosa noi vogliamo fare, il loro futuro. Cerchiamo di farlo capire a loro, per quello faranno loro il prossimo presepe. C'è stata l'aggregazione, la partecipazione, tanta. La voglia di essere insieme? È stata tanta. E ogni giorno mi arrivavano messaggi, chiamate, non sapevo come. Abbiamo amalgamato un po' tutto come questo minestrone. Abbiamo cercato di fare il tutto per il bene del paese. Ci siamo riusciti, siamo contenti di questo, è stato bello. Grazie ai ragazzi, perché da solo non si può fare niente. Grazie al quartiere, grazie alla cittadinanza, è arrivata gente da fuori pure. E è stato bellissimo, un momento bello di condivisione, cercheremo di riproporlo il prossimo anno. La minestra di San Giuseppe sì, perché è una tradizione, ovviamente nei secoli si porta la tradizione dei Re Magi, oro, incenso e mirra, per noi è una tradizione la minestra di San Giuseppe e la bellissima possibilità che abbiamo avuto è stata la raccolta, perché tutto quello che vedete qua dentro, la pasta, i legumi, sono stati raccolti per il paese con un asinello e le sacche, 2 asinelli, sì. E quindi la gente ha offerto quello che aveva a casa, come si faceva ovviamente nella tradizione popolare. Una tradizione che si perde nella notte dei tempi, quella del presepe, quella della novena, sposata anche con questa bellissima tradizione culinaria. Sava a riminare, Cioppino. Sempre, ininterrottamente, che solo a Rimini più buona avere. Se no piglia! La tradizione. Se no piglia! Chef, quali sono gli ingredienti principali? Allora, gli ingredienti principali sono sempre il tritato, il carote, sedere e cipolle, finocchietto selvatico, broccolo, broccoletto, verza, azzarca e poi i legumi, ceci, fagioli. E poi vediamo fave, diversi tipi di pasta, e praticamente poi, tutto quello che si trova? Tutto quello che si trova, tutto quello che la gente ci ha donato per questo evento, e questo è bello, 7, 8, 9 tipi, 10 di pasta, quello che c'è. Stupia, ma quanto ne avete fatta di pasta? Siamo già a 30 kg. 33 kg. E trasportarla in porzioni quanto? Sono sui 600 porzioni. Ma non abbiamo finito. 600 Volevo dire una cosa, perché mi piace sottolineare questa aggregazione di varie tradizioni popolari, e lo vediamo nei formati di pasta. La pasta unita, così cuoci prima, così cuoci dopo, è bello poi mangiarla tutta assieme, c'è quella al dente, c'è quella a scotta, ma è come la gente, siamo così, quel cotto e quel crudo. E dobbiamo condividere tutto. Arriva signori! Un attimo di pazienza. Solidarietà e sostenibilità al centro dell'iniziativa Rigiochiamo, che si è appena conclusa con la distribuzione dei giocattoli raccolti nel corso del progetto ideato dalla Associazione 1-1 in collaborazione con le Poste Italiane e Croce Rossa, Comitato di Caltanissetta, il servizio. Solidarietà e sostenibilità al centro dell'iniziativa Rigiochiamo, che si è appena conclusa con la distribuzione dei giocattoli raccolti nel corso del progetto, ideato dalla 1-1 in collaborazione con Poste Italiane e Croce Rossa. Quest'anno l'iniziativa ha coinvolto le scuole elementari di Catania, Caltanissetta, Palermo e Messina. I giocattoli raccolti nel capoluogo ateneo sono stati donati al Movi di Caltanissetta, che a sua volta li ha consegnati nel corso della consueta carovana di auto storiche alle principali parrocchie della città. Inoltre, nel capoluogo nisseno sono stati raccolti più di 5.000 giocattoli, ancora in ottime condizioni, che invece di finire inutilizzati o tra rifiuti, sono stati recuperati, confezionati dai volontari della Croce Rossa in un migliaio di pacchetti e donati ad altri bambini in occasione della festa ospitata nella parrocchia di San Luca. Una grande giornata di festa dove i nostri bambini hanno ricevuto tutti i doni e i giocattoli che sono stati a loro volta donati dalle scuole, quindi dai bambini alle scuole, dagli 11 istituti comprensivi che nella nostra provincia hanno donato a favore di Croce Rossa, a favore di questo importantissimo progetto di recupero e riciclo di giocattoli. Molti giocattoli peraltro erano anche nuovi, quindi sono stati molto contenti i bambini oggi di ricevere qualcosa di bello dalla Befane, che sono intervenute oggi sia dalla Croce Rossa che dalla cooperativa Etnos. Un sentito ringraziamento agli organizzatori, alle miei referenti dello sportello inclusione sociale Daniela Castro e del magazzino Giulia Di Mauro, che hanno fatto un ottimo lavoro, a tutti i volontari che hanno lavorato e collaborato con noi per questo importantissimo progetto che sarà sicuramente riproposto negli anni a passare.
E allerta gialla in Sicilia, il maltempo continua a flagellare le nostre coste e non solo, forti raffiche di vento in tutta l'isola, grandine ieri anche in città, tutto ciò sta provocando incendi e danni, la corrispondenza. A causa delle forti raffiche di vento che hanno coinvolto nelle giornate del 6 e del 7 gennaio la città di Messina e le sue province, i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati in numerosi interventi, circa 50, principalmente per alberi su sede stradale e autostradale, interventi nel viale Regina Margherita presso lo svincolo autostradale di Milazzo e località Quattro Pani di Lipari. Un grosso albero si è abbattuto a Messina sui cancelli dell'istituto comprensivo La Pira Gentiluomo di Camaro a causa del forte vento, danneggiando anche i cavi dell'alta tensione. Al lavoro sul posto i vigili del fuoco e i tecnici che hanno sgomberato lo spazio e ripristinato le normali condizioni. Alle Olie la bufera di vento ha comportato la mancanza di collegamenti per quasi 3 giorni e le violente mareggiate hanno sommerso alcuni porti. Ali scafi e traghetti sono rimasti fermi nelle banchine per il mare molto mosso. Diversi camion si sono ribaltati su un fianco nel traghetto partito da Messina e diretto a Salerno a causa delle cattive condizioni meteo. Il maltempo ha infatti investito la nave Cartour Delta della Caronte, gli ancoraggi non hanno retto al mare mosso e i mezzi pesanti si sono inclinati. Il forte vento ha sferzato anche Palermo, dove ha abbattuto diversi alberi, soprattutto nella zona nord della città, una decina le auto danneggiate. È stata una notte intensa di lavoro per i vigili del fuoco con diversi interventi. A causa del maltempo e del vento un ponteggio è caduto a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. In quel momento, per fortuna, non passava nessuno e non si sono registrati feriti. Una tromba d'aria si è invece abbattuta su Siracusa. La nave da crociera MSC in sosta all'interno del Porto Grande ha rotto i blocchi di ormeggio e ha sbattuto la poppa. La pioggia sulla città è stata accompagnata da una tromba d'aria che ha provocato diversi danni, molti alberi sradicati, rami spezzati sulla sede stradale, caduta di calcinacci e danni a cavi elettrici, tanti gli interventi dei vigili del fuoco per riportare la situazione alla normalità. Il fenomeno erosivo che da anni colpisce la spiaggia di Raclea Minoa non è terminato, nonostante siano state costruite 3 barriere subortogonali. Noi avremmo preferito che venissero costruite dalle barriere soffolte parallele alla riva. Il disastro continua, tutto documentato da questo video di Mare Amico. Quasi 47 milioni di metri cubi rispetto all'anno scorso e oltre 16 milioni se si tiene conto dell'ultimo mese sono i numeri della crisi idrica che interessano gli invasi in Sicilia. Il rapporto è stato pubblicato a fine anno dall'autorità di bacino della regione e ha portato nelle ultime ore all'annuncio da parte di Siciliacque della decisione di razionamento delle forniture idriche nel 14% dei centri dell'isola. Sono 4 le province interessate, tra cui la provincia di Agrigento, dove la portata verrà ridotta del 10% ad Agrigento, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montevago, Palma di Montechiaro,
Porto Empedocle, Realmonte, Ribera, Santa Margherita del Belice, Siculiana e Villafranca Sicola, mentre del 15% a Campobello di Licata e a Canicattì. Un uomo di 31 anni, Giuseppe Guastella, è stato accoltellato a Palermo in via Alete, nella zona di Partanna Mondello. L'uomo, noto negli ambienti del tifo del Palermo, sarebbe stato aggredito da una banda di ragazzini che stavano tentando di rubargli la bicicletta. La vittima ha tentato di reagire, ma è stato brutalmente affrontato dai ragazzi che lo hanno malmenato, colpendolo anche al torace con un corpo contundente. La corrispondenza da Palermo. Vede dei ragazzini che gli stanno rubando la bicicletta e tenta di intervenire per salvaguardare la sua proprietà, ma viene accoltellato. È accaduto a Partanna Mondello, quartiere di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 31 anni, avrebbe rimproverato i ragazzini per il tentato furto e uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendolo al torace e alla spalla. Il ferito è riuscito comunque a chiedere aiuto al servizio medico della Guardia di Zona e trasportato in ospedale a Villa Sofia. Le indagini sono condotte dalla polizia. Dal Consiglio di quartiere sottolineano come l'area dell'aggressione non sia una zona di movida e dunque la violenza non può essere ricollegata ai fatti degli ultimi mesi a Palermo. Resta un tema grave e preoccupante, intanto proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio concernenti il protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto, che hanno coinvolto simultaneamente personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale con la collaborazione dell'ASP. Il 12 gennaio del 2023 moriva Biagio Conte, tanti gli eventi in sua memoria organizzati nella capitale. Mi avete fermato, è una sosta preziosa, merita tanto. Alcamo, volevo anche questo paese ricambiare tanto per la sua sensibilità, attenzione, è un cuore che batte, è un cuore che ama, è un cuore che dona. La sua storia richiama quella di San Francesco d'Assisi. Nasce in una famiglia agiata, dove non manca nulla. Nella sua prospettiva c'è un futuro senza tanti apparenti problemi, ma c'è qualcosa che manca e allora Biagio Conte lascia tutto, famiglia, città, amici, per trovare quel senso della vita, un senso che negli anni si concretizzerà in quella missione di speranza e di carità a Palermo, che resta una delle maggiori opere di solidarietà della città. Ad un anno dalla morte, avvenuta il 12 gennaio 2023, esce il libro Ti posso chiamare fratello di Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi per le edizioni San Paolo. A Biagio Conte è stato dato, sottolinea nella prefazione Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, il triplice dono di vivere da povero, di vivere con i poveri e di vivere per i poveri qui a Palermo, la città che gli ha dato i natali e dove è tornato dopo aver deciso, come San Francesco d'Assisi, di abbandonare la casa di suo padre ed ogni possesso terreno. Quella Palermo che è la città di Pino Puglisi e di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, di Piersanti Mattarella, la città dove i poveri sono sempre più poveri ed emarginati, dimenticati dai ricchi e dai potenti di turno e manipolati e illusi dalla mafia, afferma ancora il vescovo della città. Il libro comincia dalle origini, ovvero dal momento in cui Biagio lascia la sua casa e la famiglia, perché quel mondo agiato aveva cominciato a stargli stretto fin troppo. Si ricorda anche l'apparizione alla trasmissione TV Chi l'ha visto per rassicurare i familiari che si erano esposti anche in televisione per avere notizie del figlio, poi la peregrinazione per servire i più poveri della terra fino alla presa di coscienza che l'Africa è a Palermo. Il suo desiderio di spendersi per i più poveri, magari in Africa, in Asia, è la strada giusta da percorrere, ma non in un paese sperduto. Il suo posto è proprio nella sua città, scrivono gli autori. Il resto è storia. Il 15 settembre del 2018 Papa Francesco, nella sua visita a Palermo, vuole pranzare con Biagio Conte, con i suoi poveri. Un anno fa, al momento della morte del missionario laico, il pontefice lo ha ricordato come generoso missionario di carità e amico dei poveri. E infatti nella sua Sicilia è stato, come ricordano Turrisi e Puglisi nel libro, un punto di grande riferimento per l'universo dei derelitti, un luogo di accoglienza per gli scartati della terra, un posto in cui la speranza non muore mai neppure per chi vive nella disperazione e nella solitudine.
perché per tutti c'è una seconda possibilità. Allora, ma perché viene difficile coesistere, coabitare, cooperare, perché secondo te viene difficile? Perché abbiamo messo da parte la pace, l'amore, la fratellanza. La linea alla regia per la pubblicità. A Palermo si è svolto il Villaggio del Gusto, un laboratorio dedicato ai prodotti tipici siciliani, al centro il cannolo. Abbiamo ospitato i produttori, tantissimi produttori, non solo dell'Etna o della parte del Ragusano, del Siracusano, abbiamo fatto anche la cannoloterapia, abbiamo anche dato spazio alle comunità, i Blee, alle mele dell'Etna. Vi posso dire anche i prodotti della zona di Messina, ma anche le albicocche di Scillato, insomma sono venuti da tutte le parti della Sicilia, i carciofi di Niscemi, quindi i presidi, la cipolla di Cerratana, il fagiolo cosaluciano non sono mancati. Oggi chiudiamo con la comunità dei panificatori dell'Assunzione Bianco di Bagheria e quindi oggi pomeriggio ci sarà questa degustazione di questa eccellenza che, ripeto, ha richiamato gli interessi di tantissime persone. Siamo qua come condotta Slow Food a promuovere lo sfincione bianco di Bagheria. Che risultanze ha avuto tra il pubblico ragusano? Ottimi risultati, come Messina è stato ben gradito, con i successivi eventi pensiamo di raggiungere risultati ancora migliori. Speriamo di portarlo in giro per tutta la Sicilia attraverso sia Slow Food e altri eventi. Abbiamo portato il tipico sfincione bagherese, bianco. Gli ingredienti principali dello sfincione sono la tuma, l'olio, le acciughe di aspra, mollica fresca, rigorosamente fresca e non secca, e poi è stato ben apprezzato qua a Ragusa e speriamo di avere altri riscontri in altre piazze. Lo porteremo in giro per la Sicilia, cerchiamo di portarlo in alto perché si è trasformato ormai in un piatto gourmet. Prima veniva consumato solo periodo di festa, quasi un mese, invece ora tutto l'anno è possibile trovarlo nei vari forni. Io sono un agronomo prestato alla norcineria, da ormai quasi un ventennio allevo e trasformo il suino nero ed enebrodi in biologico e praticamente mi è stata data opportunità da parte del Slow Food di essere presente qui al Villaggio del Gusto di Ragusa. Qui ho portato una serie di prodotti, vediamo qua la salsiccia pasqualora tradizionale che è un trito medio, sale e pepe nero. Poi qui abbiamo la pancettina, una pancetta scotennata sempre di suino nero, la mortadella di suino nero, che sono sempre prodotte fatte da me artigianalmente nel mio laboratorio. Passiamo dallo sport, finisce con un pareggio la partita derby tra le due squadre agrigentine, Licata contro Akragas, disputata allo Stadio Saporito a Licata, il servizio di Carmelo Lentini. È terminato senza reti l'atteso derby tra Licata ed Akragas, è disputato come si sa sul neutro di Ravanusa. Una partita che è vissuta più intensamente nella prima parte, quando entrambe le squadre hanno cercato con insistenza la rete del vantaggio. Più vicino al gol è Licata con il solito Rotulo che, con uno stacco di testa alto di poco e con Saito, che conclude banalmente da ottima posizione. Replica dell'Akragas con un paio di conclusioni di rikick di testa e Grilli con un fendente insidioso. Prima del fischio finale del primo tempo, al 40° è stata annullata la rete di Rotulo per un presunto fallo di mani. Nel secondo tempo entrambe le squadre sembrano tirare i remi in barca e si fanno sempre più rare le conclusioni a rete. Da segnalare però un palo esterno colpito da Rotulo.
Alla fine un punto ciascuno che muove la classifica generale in attesa di tempi migliori. Per quanto riguarda l'Acregas, con l'innesto di Fragapane, la difesa sembra essere più solida grazie anche a una buona intesa raggiunta con i compagni di reparto Cipolla e Rechichi. Adesso si ritorna a giocare domenica prossima, 14 gennaio, con l'Acregas all'Esseneto contro la Gioiese, mentre il Licata si reca ospite del Reale Casalnuovo. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Sono d'accordo, sono felicissimo perché oggi l'Acregas credo che abbia fatto una bellissima partita di grande personalità fuori casa contro una signora squadra che è il Licata, ma sono felicissimo perché non abbiamo mai sofferto, perché abbiamo fatto una partita tattica, soprattutto sotto il profilo tattico, una partita veramente bella. E se fossimo stati un po' più cattivi, un po' più lucidi, probabilmente io ci ho sperato fino alla fine di portare a casa addirittura i 3 punti, però io credo che chi è venuto oggi, cioè i veri tifosi, come al solito dico io dell'Acregas, sono davvero contenti di aver visto la loro squadra giocare così. È mancato solamente il gol all'Acregas, occasioni importanti soprattutto per Caramanno sotto porta. Sì, è un calcio piazzato, le palle inattive siamo stati pericolosissimi anche oggi e mi fa piacere. Probabilmente se avessimo indovinato 2 o 3 volte il passaggio giusto negli ultimi 16 metri potevamo veramente fare male, come io dal primo tempo ricordo ancora l'occasione di Di Mauro, peccato che gli sia capitata sul sinistro, che non è il suo piede, però ripeto, nell'arco dei 95 minuti, dei 100 minuti ho visto una grande Acregas fuori casa contro il Licata. Un punto che fa classifica ma soprattutto fa morale. È un punto che fa classifica prima di tutto perché per noi il campionato non è finito, noi ancora dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Domenica abbiamo una partita, uno scontro importante perché ci potrebbe consentire di allungare, ma soprattutto è una partita che credo che debba dare una risposta a tanta gente che purtroppo io dico che non sono tifosi dell'Acregas. Molti li chiamano leoni da tastiera, secondo me è un complimento, io li chiamo vermi da tastiera perché quelli sono quelli che veramente non vogliono bene all'Acregas, non vogliono bene a questi ragazzi che sono veramente dei giganti, lo sono sempre stati, anche quando hanno perso le partite, perché una squadra come la nostra non è una squadra costruita per andare a vincere sempre, è una squadra che può vincere, può perdere, può pareggiare, ma è una squadra però che ha un grande cuore, è una squadra che si applica tantissimo, lavora benissimo. Ora probabilmente andranno ad abbracciarsi con i tifosi al ritorno ad Agrigento e mi auguro appunto che quelli che non siano tifosi non si presentino perché non sarebbe giusto nei riguardi di questi ragazzi. Direttore, finisce 0-0 il derby contro il Licata, ma le migliori occasioni le ha avute l'Acregas per portare a casa la vittoria? Sì, penso che tutto sommato nel secondo tempo abbiamo giocato più noi. Però se dobbiamo andare a vedere l'economia dei 95 minuti, diciamo che i 2 portieri sono stati quasi inoperosi, perciò dai, il risultato può andare bene. Noi interessava muovere la classifica e più che altro regalare una prestazione importante, è arrivato anche un pareggio ai nostri splendidi tifosi della curva che ci seguono ovunque. E vorrei fare una piccola premessa, voglio dedicare questa prestazione, questo pareggio a Francesco Nobile che ha subito un lutto importante, infatti oggi non era qua con noi e Ciccio è l'anima dell'Acregas. Questo punto, direttore, muove la classifica ma fa soprattutto morale per il proseguo del campionato? Sì, muove la classifica, fa morale, siamo soddisfatti degli innesti che abbiamo fatto, dei nuovi innesti. Devo dire che mi ha stupito Caramanno, tenuto bene il campo per 90 minuti, poi i crampi è dovuto uscire, bene Michele Fragapane, bene Di Stefano e poi bene un po' tutti. Abbiamo approcciato la gara bene, quando c'è stato di legnare abbiamo legnato, quando c'è stato di cercare di giocare la palla abbiamo giocato la palla, ricordiamoci che affrontavamo una squadra organizzata, guidata da un ottimo tecnico, e penso che questo punto fa classifica e ci dà tanto morale per il proseguo del campionato. Vediamo ora in questo servizio di Carmelo Lentini una panoramica sportiva sugli eventi della domenica. Ma veniamo ai risultati di questa prima giornata di ritorno di Serie D.
La Vibonese ha vinto a Gioia Tauro per 3-0, come abbiamo detto prima, Licata Acregas 0-0, Portici Reale Casalnuovo 0-0, a Ragusa ha vinto il Trapani 3-0, Siracusa che vince con il Canicattì 3-2 poi per il rotto della cuffia, Città di Sant'Agata Castrovillari 2-0, a Ciriale Novegea 0-0. La classifica rimane immutata con il Trapani che mantiene un distacco di 4 punti di vantaggio su Siracusa, quindi Trapani 50, Siracusa 46, Vibonese 43. Poi c'è la Regina con 32 punti, la Fragolese con 30, la Fragolese che praticamente è il Reale Casalnuovo con 30 punti, Città di Sant'Agata 29, Licata va a 27 punti, Ragusa e Città di Acireale rimangono a 25, l'Acregas con 22 punti, San Cataldese 20, Portici 19, Canicattì 18, Novegea 18, Locri 15, San Luca 11, Castrovillari 8 e Gioiese 4. Per quanto riguarda invece il campionato di eccellenza Girone A, la Nissa vince a Marineo e mantiene le distanze dal Pro Favara, a sua volta vincitore ai danni del Geraci. E continua a distanza dunque la lotta al vertice tra le due squadre che in questo calciomercato infernale si sono parecchio rafforzate. Frena lo Sciacca che in casa non fa oltre un pari senza reti contro il Mazzara 46. Da sottolineare invece la vittoria esterna del Don Carlo Misilmeri che passa a Casteldaccia con una rete dell'ex Acregantino Santiago Pavisic. Per quanto riguarda la promozione Girone A inizia malamente il cammino di alcune squadre agrigentine. L'Empedoclina ha perso malamente sul campo del Bagheria per 5-0, mentre il Gemini sul proprio campo subisce una sconfitta pesante per 0-4 e senza attenuanti ad opera di un intraprendente CUS Palermo. Le uniche che hanno iniziato con il piede giusto sono il Casteltermine che ha vinto 4-0 con la Giardinellese e il Camarat che invece ha pareggiato 0-0 sul campo del Forte Alba Alcamo. Netta vittoria della squadra del Pro Favara per 3-1 nella prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza contro la squadra del Geraci. Il Favara si attesta al secondo posto con 40 punti, dietro la Nissa a 43. Riparte alla grande la Pro Favara che inizia il girone di ritorno del campionato d'eccellenza Girone A con una meritata vittoria sul Geraci, battuto al Brucoleri per 3-1. Sono stati 90 minuti più che convincenti per i ragazzi di mister Catalano che conquistano i 3 punti in palio, un successo che consente di mantenere inalterata la distanza in classifica dalla capolista Nissa, ma anche di allungare sulla terza in classifica il Mazzara 46, fermato sul pari dall'Unitas Sciacca. Primo tempo tutto di marca giallo-blu. Viene chiuso sul 2-0, la prima rete con il difensore Bontempo che è bravo a ribattere la corta respinta del portiere avversario. Il raddoppio arriva al 36esimo con Mattia Retucci che realizza un calcio di rigore concesso per fallo di mano in area. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze, al 57esimo Guadagnino non sbaglia da distanza ravvicinata. A chiudere la partita ci pensa ancora Mattia Retucci che a 4 minuti dalla fine firma una doppietta realizzando il suo secondo gol con un colpo di testa che dà i 3 punti finali alla Pro Favara che conferma il suo buon momento. È sempre difficile ripartire anche perché le insidie sono tante, quindi aveva 20 giorni che non giocavamo, ci sono dei carichi di lavoro tanti, però sapevamo che era importante partire bene. Avevamo avuto in settimana qualche defezione, però devo dire che i ragazzi sono stati abbastanza bravi a portare a casa questi 3 punti. Abbiamo fatto una prima parte della gara, devo dire abbastanza bene, dove abbiamo rischiato quasi poco in novità, secondo me dopo il 2-0 e anche dopo l'infortunio che ha avuto Luca Cicarotta abbiamo abbassato un po' il ritmo, l'intensità, ci siamo abbassati un po' nella seconda parte della gara e nel momento in cui magari non pensi abbiamo subito un gol. E devo dire che poi da lì in poi il Geraci ha fatto anche abbastanza bene, ci ha messo un po' in difficoltà fino a quando abbiamo fatto il 3-1 e siamo stati un po' più tranquilli fino a... Allora, la partita si era messa pure sui binari giusti, solo che
loro erano una buona squadra organizzata, hanno iniziato a alzare il baricentro, l'intensità e ci hanno messo un po' in difficoltà quando hanno dimezzato le misure, poi si sono un po' buttati in avanti e più che altro la partita poi è diventata sporca, no? Noi là abbiamo fatto una gran partita veramente, nonostante tutte le nostre difficoltà che non siamo per nominare, ma non per ultima Luca che è uscito per infortunio e sapete tutti quanto è importante per noi, quindi diciamo le cose si sono ulteriormente complicate, però là si è visto anche la prova di forza della squadra, del gruppo che davvero ha fatto una gran partita fino al 90°. Grande successo a Porto Empedocle per il concerto di Capodanno lo scorso 6 gennaio, diretto dal maestro Carlo Scibetta a conclusione del cartellone natalizio proposto dal comune empedoclino. Vediamo questo brano.
E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.